vado a raccontare una vola, ma si sta assente e si figura, e così si capisce bene. La giuda apre, piano piano, chi c'è? Qui in da montagna, ci sono i pastori che sono qui. Li vedete i pastori? Sono qui, yeah. E poi ci sono i montoni, e i montoni sono neri, bianchi, e i pastori sono felici, ma hanno paura. Chi in da montagna? Qui. Chi c'è in da montagna? In da montagna c'è un tavono, c'è una grotta, tamantona. E in da grotta? Chi c'è in da grotta? C'est une grotte. Yeah, ma chi c'è in da grotta? C'est un trou, un petit trou. E chi c'è? Qual è questo? Qual è? Come si chiama questo? Un mago. Un mago, ancora maga. Il y a une femme et un monsieur. Ma mica un uomo semplice, un mago che si mangia tutto il latte e domanda, mi ci vuole un latte, mi ci vuole un latte. E poi qualche volta viene e si piglia un agnello o un capretto. Briona, mi ci vuole un capretto. E poi a sua moglie da anche i occhi. Peggio che un mago. Fa diventare i zittè di ragni, catè di montalini, ragni, iatu mamono. Oh, e può cambiare anche in gridi. Quindi che sono tutti magri, e fa diventare gridi, figurati. O anche con la macco. E poi, una notte si sente i zampati di un mago che si avvicina e che viene vicino, per pigliare. Chi? Non si sa, ma viene a rubare. C'est le grand géant qui le prend. Vieni, si avvicina. E così, l'indomani, i pastori si domandano, che è venuto a pigliare? È venuto a pigliare il latte, il zero. Si è rubato tutto, anche il zero. E l'indomani sono violi, questi sono i violi di un mago, i magonelli. Li vedete? Si mangiano, chi mangiano? Fetti così, fetti di pane, anche un frumaio fresco, bianco, un frumaio che non si conosce mica, tutto fresco, è buono, si sente rumica, come di buono. Allora, i mamme non sono mica contenti, dicono, ma i zittè di una nemica, i zittè di due pastori, edi, una nemica, un frumaio fresco così. Allora, sono gelosi e dicono, e perché no? E noi non abbiamo mica. Allora, i mamme riflettono e dicono, e mi dava qualcosa per pigliare un mago. E così ha dato un segreto. Perché chi è questo frumaio? Non si conosce mica questo. Ma è buono questo. Allora, decidono di fare un scarpone tamantono. Pigliano i piedi di cignalo, che sono appiccati. E poi, li vedete? Strufinediano, annanta i scogli, così, annanta a pietra. E anche l'acqua, che facciano i doni? Figlioletti. Oh, chi è questo? Une
Una astiuale, un scarpone tamontone, maio, pare un pero, mica due, uno solo. Perché? Così un mago adesso prigioniero, hanno messo da botta, hanno messo a pecci una colla, una coda forte, a pecci. Adesso appiccicato, Allora, quando tutto è finito, che c'è un scarpone, che c'è a pecci dentro, allora i pastori vanno in da montagna, ma di notte, mica di giorno. Quando c'è la luna, i pastori corrono in da montagna, sino a... La montagne devient noire. Sino a chi? In corso. A grotta, brava Mezzitide, sino a grotta. E qui si piattano e mettono lo scarpone. Questi sono i pastori e questo è lo scarpone che tamanto. I pastori diventano ciuc, si piattano da retro e così. E così, tanto che faccio un mago, a notte dorme, ma di buon'ora si pesa e mette lo scarpo e tanto salta che gli brucia il pero e sta appiccicato. E i pastori li mettono i cordi e fanno saltare così, Casca, salta, ma è prigioniero. E tanto i pastori sono tutti contenti e cantano "Un mago è prigioniero, tralalallalero". E tanto il mago spiega tutto, dice "Oh, voglio dare un segreto così voi mi lasciate andare. Lasciatemi andare che io vi posso dare un segreto meraviglioso". E spiega che a sua moglie, a maga, così inculata, figurati, così inculata. Una zuppa bianca. Non è mica una zuppa bianca, chi è questo? È un broccio. Il formaggio. Spiega che è un frumaio che si può mangiare con sale e con zucchero, che dopo serve a fare buoni cose. E a maga è furiosa, Eda, dice. C'est le jour. A maga è furiosa. Sinua piglia i ovioli e li cambia tutti in pietre. Così. Tutte le montagne I fa diventare pietre. E dice, e oui, perché c'è a maga e anche un mago, perché un mago è stato liberato e così a sua moglie l'ha cambiato e di noi in pietra, fantastica, una pietra che faceva paura. E poi noi, il broccio, lo conosciamo, e qui, e perché è magico, figlioleti qui, e perché è magico, che il broccio è unico, che si può mangiare con sale e zucchero. No, questi sono l'ambruciato e qui sono i fritelli. On a déjà vu ça. E ora tutto il mondo conosce il broccio che si fa in da cagiadia qui. Non, on l'a pas déjà. Sì, in da cagiadia. Che il broccio è magico.